Un evento importante è l'Assemblea degli Istituti Nazionali Alberghieri, oggi riunione al Niccolò Gallo per l'accoglienza, ma la manifestazione durerà per altri 2 giorni. Sì, sì, da oggi pomeriggio partono le attività legate all'Assemblea nazionale degli istituti della rete degli istituti alberghieri d'Italia, che abbiamo il piacere e l'onore di ospitare ad Agrigento in concomitanza dell'anno della cultura. Stasera qui all'Istituto Gallo ospiteremo il comitato direttivo, ci sarà la riunione del direttivo della Renaia, a cui seguirà anche un momento conviviale, una cena con tutti i rappresentanti e le autorità locali. È un momento, diciamo, molto coinvolgente per la scuola e oserei dire per tutti gli istituti alberghieri d'Italia, perché con questa occasione avremo il modo di confrontarci e di riflettere, di aggiornarci e di puntare sempre di più verso l'eccellenza e la qualità, perché questo è il nostro obiettivo, nella consapevolezza che il settore enogastronomico rappresenta oggi come oggi un'importante forma di cultura e un'importante forma di sviluppo per un territorio. E lo sappiamo benissimo, la cucina è cultura e tradizione, per questo l'attività si inserisce a pieno titolo tra le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura e vogliamo coinvolgere i nostri ragazzi in tutto ciò. In effetti oggi l'attività sarà interamente preparata dai ragazzi e dai professori, è anche un modo per farli mettere in gioco, per appassionarli, per motivarli e per far acquisire competenze e per dare ai ragazzi quel giusto risalto che meritano, perché una scuola, la scuola deve aiutare i ragazzi a scoprire i loro talenti e a farli sentire importanti per la società e per il territorio dove si vivono. Eventi come questo di oggi lo testimoniano. Poi ci saranno altri momenti ufficiali con le autorità al Palacongressi. Sì, da domani iniziano le 2 giornate a Palacongressi che vedranno illustri relatori provenienti da varie parti d'Italia che approfondiranno temi riguardanti l'alimentazione, l'enogastronomico, in genere la formazione professionale in questo momento storico. Quindi sarà veramente un momento di grande cultura, ma ci saranno anche momenti di svago, visite nei siti di cui siamo molto ricchi per bellezza, per cultura, e poi momenti conviviali. Questi chiaramente aiuteranno ulteriormente a rafforzare i rapporti tra docenti, tra dirigenti, tra direttori dei servizi generali e amministrativi e tra le amministrazioni locali. L'evento si è realizzato grazie anche alla collaborazione di istituzioni e di privati. Sì, devo dire che tante aziende hanno dato liberamente, spontaneamente e con piacere il loro contributo con vari prodotti, ma anche gli enti, il Libero Consorzio Comunale ha patrocinato l'intera manifestazione e anche il Comune di Ribera ha fornito il suo contributo perché il momento conviviale di questa sera possa riuscire al meglio. Parliamo di questa esperienza. Oggi qui al Niccolò Gallo sarete 3 giorni ad Agrigento per visitare la città e anche i luoghi, in occasione di Capitale della Cultura. Beh, è un'occasione bellissima, come posso dire, per noi siamo onorati di poter fare l'assemblea qui ad Agrigento e insieme alla città che rappresenta non solo la cultura nazionale ma direi a livello mondiale. Come mai avete scelto Agrigento, Capitale della Cultura? Ecco, ma quali saranno i temi che dibatterete? Ma noi di solito facciamo 2 assemblee l'anno, questa è la seconda assemblea, quella primaverile, che abbiamo appunto deciso di venire ad Agrigento anche per onorare la capitale della cultura italiana e quindi è, come dicevo, un'occasione unica per sintetizzare le nostre problematiche come facciamo ogni anno e poi ripartire per l'anno prossimo con le idee sempre più chiare per affrontare insieme a tutte le scuole nazionali. Qui siamo a livello nazionale, ci sono tutte le regioni d'Italia,
per capire come meglio affrontare le situazioni importanti delle scuole alberghiere. Oggi ad Agrigento, capitale della cultura, l'assemblea dei presidi dei vari istituti alberghieri italiani. Sì, allora è una cosa che ho voluto particolarmente io, l'ho proposto all'ultima assemblea, in quanto quest'anno Agrigento è capitale italiana della cultura e la Sicilia è capitale e regione enogastronomica europea, per cui mi sembrava una cosa doverosa dare questa opportunità alla nostra terra. Sì, io porto i saluti del dottore Pierro, che in questo momento è tornato in Sicilia in questa bellissima occasione, anche se ad interim, però siccome è stato il nostro motore nella fase organizzativa dell'anno scorso, quando abbiamo presentato come ambito di Agrigento, abbiamo presentato il progetto, adesso praticamente siamo alla fase di realizzazione e quindi per noi è un grande piacere essere qui con voi a festeggiare insieme un anno che è solo l'inizio di una grande ascesa culturale per Agrigento.